Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno ragazzi e buona settimana. Ieri nella Chiesa si è celebrata la solennità di Cristo, Re dell'Universo. Nella Chiesa dove vado a celebrare la domenica, proprio nel catino absidale, c'è un meraviglioso mosaico che ritrae Gesù seduto in trono con in testa una bella corona di oro, circondato da uno scenario veramente regale. E contemplando quel mosaico mi sono domandato: ma è questo proprio il re che ci viene rappresentato dal Vangelo? Ieri, proprio nel Vangelo della solennità, Gesù, rispondendo a Pilato che gli chiedeva: dunque tu sei re? Rispondeva: sì, tu lo dici, io sono re, ma aggiungeva anche: il mio regno non è di questo mondo. Ieri mattina, arrivando proprio in quella chiesa, ho scorto quel bellissimo mosaico, ma il mio sguardo è stato attirato da un'altra immagine di Gesù, l'immagine del crocifisso. E mi sono dato risposta alla domanda che vi ho appena posto. Gesù non è il re seduto in trono, non è quel magnifico principe rivestito di abiti di lusso, è il re crocifisso, è colui che sceglie come trono la croce, che sceglie come corona non una corona gioiello, ma una corona di spine, e ci ricorda che il vero potere non è quello di dominare sugli altri, ma è quello di servire gli altri, spinti dall'amore. Ecco qual è il nostro Re. Allora mi piacerebbe davvero che anche noi provassimo a rileggere le nostre modalità di vivere il potere, perché ciascuno di noi ha potere sugli altri. Pensate al vostro potere in classe, oppure nelle situazioni di sport, di divertimento, ma anche in famiglia. Quante volte noi esercitiamo forme di potere sugli altri? Ricordarci che il potere significa servire ci aiuta a convertirci, a cambiare il nostro modo di rapportarci agli altri, di relazionarci nelle diverse situazioni. Infine, un'ultima osservazione. Ieri, specialmente in Veneto, abbiamo anche celebrato la festa di Maria, Madonna della Salute, una festa che risale alla metà del 1600, quando Venezia fu liberata da una grande pestilenza, dopo essersi affidata alla Vergine Maria. Per questo è stata costruita la grande Basilica della Salute. Allora mi piacerebbe che in questo momento, in cui anche noi viviamo una sorta di pestilenza legata al Covid, ci affidassimo a Maria e insieme a tutta la Chiesa le ripetessimo la preghiera che viene dal Vangelo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.